Buongiorno e ben ritrovati al nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Nel tremendo schianto di ieri a Vivaro hanno perso la vita due ventenni, padre e madre di 5 figli residenti a Fontanafredda. Fatale lo scontro frontale contro un camion il cui conducente è rimasto ferito. I mezzi sono stati posti sotto sequestro al vaglio, cause e dinamica. Un impatto tremendo e la vita di 2 giovani, genitori di 5 figli piccoli, spezzata per sempre. Sulla provinciale 53 a Vivaro, lunedì nel tardo pomeriggio hanno perso la vita Manuel Cari, di 29 anni, e la compagna Chiara Materassi, di 24, residenti a Fontanafredda ma originari, uno di Codroipo e l'altro di Udine. La Chrysler Voyager, guidata dall'uomo, si è scontrata frontalmente con un camion di una ditta di telecomunicazioni. Devastante lo schianto, morti sul colpo i 2 ragazzi. Inutile la frenata del camionista e il suo tentativo di evitare l'impatto buttandosi fuori strada. È stato lui sotto shock a dare l'allarme assieme ad alcuni automobilisti di passaggio. L'intervento del 118, presente anche con l'elisoccorso, è servito solo a prestare le prime cure a lui, portato in ambulanza all'ospedale di Pordenone ma non in pericolo di vita. I corpi dei giovani sono stati estratti dopo un'ora di lavoro dai vigili del fuoco di Pordenone e Maniago con le pinze oleodinamiche e le cesoie. Si sono vissuti anche attimi di ulteriore panico, visto che l'auto aveva a bordo 2 seggiolini per bimbi e alcuni passeggini, ma i figli della coppia, il più piccolo di nemmeno un anno, fortunatamente erano tutti a casa dei nonni a Sedrano di San Quirino. Sul posto è arrivato il medico legale Lucio Bomben, che dopo l'ispezione ha definito i corpi irriconoscibili. Al vaglio la dinamica dell'incidente. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri di Maniago. Secondo una prima ricostruzione, l'auto che procedeva verso Vivaro avrebbe invaso la corsia opposta per una causa ancora da stabilire, distrazione o malore, anche perché non sono presenti segni di frenata sull'asfalto. I mezzi sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria, che procederà a eventuali approfondimenti. È toccato ai carabinieri, non senza difficoltà, avvisare le famiglie e comunicare ai nonni che i nipotini erano rimasti orfani. Una tragedia nella tragedia. La strada è rimasta chiusa per diverse ore ed è stata riaperta solo quando è arrivata la notte. Scattato il sequestro preventivo per un locale pubblico presente a San Giovanni al Natisone, dove si è scoperto venissero organizzate feste da ballo senza le dovute autorizzazioni né rispettando le normative anti-Covid. I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Udine su richiesta della Procura della Repubblica di Udine. L'attività trae origine da mirati controlli svolti dalla Guardia di Finanza di Cividale del Friuli sul rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da Covid-19 effettuati tra fine 2021 e inizio 2022, nel corso dei quali è stato possibile individuare un bar nel comune di San Giovanni a Natisone, dove in realtà veniva svolta, in assenza delle previste autorizzazioni, l'attività di discoteca pubblicizzata su diverse piattaforme social. Nel gennaio 2022 i finanzieri di Cividale, congiuntamente alla polizia locale, hanno eseguito un controllo nel locale, rilevando che era in corso una serata di festa con oltre 150 avventori assembrati intenti a ballare a ritmo di musica. Nell'occasione l'esercente è stato denunciato per lo svolgimento abusivo di attività di pubblico spettacolo. A margine della festa sono state contestate sanzioni amministrative per assembramento, mancanza di mascherine e in 4 casi la mancanza del Green Pass. Il presidente della Regione, della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, distingue in maniera netta i flussi di profughi che arrivano dall'Ucraina dai migranti che arrivano dalla rotta balcanica e chiede attenzione per mantenere distinti i 2 flussi. Dall'Ucraina, ha detto ieri Fedriga, parlando con i giornalisti, arrivano minori di età che va dai 6 ai 14 anni, dalla rotta balcanica e dal Mediterraneo arrivano 16enni e 17enni che in realtà sono maggiorenni e non possiamo mischiare i 2 percorsi. Quindi dobbiamo avere la massima attenzione e cercare ovviamente di tutelare al massimo le persone che stanno scappando dalla guerra. Ricordando che al momento la maggior parte dei profughi ucraini sono accolti da privati, una parte minore dalle strutture pubbliche, Fedriga ha ipotizzato che se la situazione dovesse andare avanti queste percentuali si invertiranno e ha aggiunto dobbiamo essere pronti. Secondo Fedriga il numero dei profughi provenienti dall'Ucraina è gestibile a livello nazionale, ma preoccupa la sommatoria con l'immigrazione proveniente dalla rotta balcanica e dal Mediterraneo. Oltretutto, ha concluso, bisogna avere piena consapevolezza che i 2 percorsi devono essere ben distinti, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati.
Le proposte delle regioni sugli interventi da mettere in campo a favore del sistema delle imprese per fronteggiare la crisi legata al conflitto in Ucraina sarà al centro della riunione della conferenza delle regioni e delle province autonome convocata per domani mattina dal presidente Massimiliano Fedriga. All'ordine del giorno anche i temi che saranno poi affrontati nel corso della conferenza Stato-Regioni e della conferenza unificata. Andiamo a Udine, via libera del Consiglio Comunale al Biciplan, sarà triplicata la rete ciclabile esistente con la previsione di raggiungere 170 km tra percorsi in città e nell'Interland. È stato approvato ieri sera dal Consiglio Comunale di Udine il Biciplan, il piano regolatore delle bici. L'obiettivo è rendere la mobilità urbana più accessibile, efficiente, rispettosa dell'ambiente e inclusiva. La prospettiva, spiega il sindaco Pietro Fontanini, è accompagnare Udine verso un orizzonte di sviluppo sostenibile, con servizi innovativi, una mobilità ordinata e una piena valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ambientale, architettonico, urbanistico. Udine, continua il sindaco, presenta le caratteristiche ideali per diventare una città a misura di bicicletta. Il piano aveva già incassato il via libera di ARPA, azienda sanitaria, soprintendenza e comuni limitrofi. Stiamo costruendo, ancora Fontanini, un circuito che tra reti portanti e secondarie porterà a circa 100 km di percorsi in città, cui si aggiungono ulteriori 70 di tratti nell'Interland. Aspetto prioritario del Biciplan è programmare gli investimenti finalizzati a unire i tracciati e migliorare la sicurezza dei ciclisti, soprattutto nel tratto tra il terminal studenti, l'università e la stazione ferroviaria. Evidente che potenziare e migliorare la rete delle piste ciclabili porta anche a decongestionare il traffico cittadino, rendendo il centro urbano ordinato e riducendo le emissioni. Il Biciplan del Comune è stato realizzato per favorire il cambio delle modalità di spostamento quotidiano con il passaggio da auto privata a bicicletta nei percorsi casa-scuola e casa-lavoro. Per ogni singolo quartiere è stato verificato se i poli principali quali servizi, artigianali, industriali e commerciali fossero già stati serviti da collegamenti previsti. Sono anche state istituite zone 30 per riqualificare lo spazio urbano e garantire maggiore sicurezza all'utenza debole. La Regione sta investendo risorse importanti sul sistema sanitario per l'ambito territoriale Carso-Isonzo. Ieri la presentazione del piano di rinnovo delle strutture sanitarie. In questo ambito oltretutto un investimento molto importante, quasi 50 milioni di euro tra fondi regionali e fondi nazionali, e sono principalmente fondi regionali, per sia l'ospedale del San Polo ma sia il potenziamento di tutto il territorio del Basso Isontino, al fine di garantire da qui ai prossimi anni un cambio netto di passo dei servizi alla salute e del diritto alla salute che garantiamo ai cittadini di quest'area. Vice Governatore Riccardi, quasi 100 milioni per l'Isontino. Sì, l'investimento di legislatura è 750 milioni, 400 di questi dal bilancio della Regione. Riguarda il consolidamento e il perfezionamento di alcuni presidi ospedalieri come quello di Monfalcone, ma un grande investimento nella sanità territoriale, è quella il cambio di passo sul quale tutti quanti stiamo investendo per intercettare bisogni di salute prima possibile, con meno peso sugli ospedali, meno complicazioni per i professionisti della salute e soprattutto migliori condizioni di vita delle persone. Sara Granzinic, 25enne udinese, vince il premio Eco Design the Future. La giovane chimica ha vinto con il progetto dell'imballaggio coltivabile. L'imballaggio del tablet diventa terreno fertile per coltivare le piante. L'innovativo progetto di Green Packaging con cui la giovane di Udine, Sara Granzinic, ha vinto la prima edizione di Eco Design the Future, riconoscimento dedicato ai Green Pack per le apparecchiature elettriche ed elettroniche, ideato dal consorzio Aerion Packaging in partnership con economiacircolare.com nell'ambito del primo corso di alta formazione sulla pratica dell'ecoprogettazione. Ed ora andiamo a Spilimbergo, al Teatro Miotto, dove è andato in scena lo spettacolo musico-teatrale Oblivion Rhapsody.
Evento molto atteso dal pubblico di Spilimbergo per gli Oblivion, gruppo musicale e teatrale di 5 attori cantanti di cabaret formatosi a Bologna nei primi anni 2000, esibitosi al Teatro Miotto quale tappa di tournée per il circuito ente regionale teatrale. A 13 anni da quando il quintetto divenne famoso sul web con la versione dei Promessi Sposi seguita da successi in televisione e soprattutto in tournée teatrali da tutto esaurito, i 5 rigorosi cialtroni in piena crisi di mezza età sfidano se stessi con un'inedita e sorprendente versione acustica della loro opera omnia. 5 voci, una chitarra e un'infinità di parole, suoni e note scomposte e ricomposte che prendono nuova vita con Oblivion Rhapsody, spettacolo prodotto dall'agenzia Agidi con regia di Giorgio Gallione. Con il debutto avvenuto la scorsa estate proprio in Friuli Venezia Giulia a Monfalcone, questo ritorno in palcoscenico segna la volontà di riscattare e reinventare i loro successi dopo aver sconvolto senza pietà quelle degli altri. Oblivion Rhapsody ripercorre la loro storia con le migliori performance, dalle famose parodie dei classici della letteratura alla comica dissacrazione della musica, con sketch inediti e succose novità. La creatività dei 5 attori cantanti si articola in palcoscenico su un mangianastri umano che mastica tutta la musica mai scritta e la digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Siamo in chiusura, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.